Presidente Zaia continua a promettere ma poi non mantiene. Qui non abbiamo visto ancora nessun regolamento né delibera di giunta che dia mandato vero per avere una soluzione sul fine vita, e questo è un problema. Chiediamo alla Giunta regionale di rispettare la volontà dei pazienti e smettere di prendere in giro i veneti, afferma la consigliera Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Con lei tutte le forze di opposizione che siedono a Palazzo Ferrofini invitano il presidente Zaia a chiarire in aula se entro la fine della legislatura ci sarà una delibera con tempi certi e procedure chiare per il fine vita. Attendiamo ancora da un anno fa, da quando appunto la proposta di iniziativa popolare non è passata per un sol voto all'interno del Consiglio regionale, di sapere se la sua volontà politica è quella di arrivare entro la fine della legislatura almeno a dare tempi certi e procedure chiare alle persone che chiedono di avere un fine vita dignitoso. Intanto a Padova un uomo di 67 anni, malato terminale assistito dall'associazione Luca Coscioni, ha chiesto alcuni mesi fa di morire in modo dignitoso. Non appena l'associazione ha denunciato il silenzio dell'ULSS 6, il presidente del Veneto Zaia ha dichiarato pubblicamente di aver inviato un'ispezione negli uffici dell'azienda sanitaria. È stata fatta una ricostruzione, millimetrica dei diversi passaggi delle carte, e quindi lì c'è stato il combinato disposto del fine anno, della costituzione del comitato. Dalle opposizioni comunque si insiste perché da questo punto di vista la Regione si esprima in concretezza. Abbiamo chiesto più volte la ricalendarizzazione in aula della proposta di legge che non è stata bocciata in aula ma solamente bloccata perché in quel momento non vi erano i numeri. C'è comunque la speranza che magari riportandola in aula i numeri possano cambiare e diventare favorevoli, come furono favorevoli a quella famosa mozione ormai datata 2023 che era stata approvata da 32 consiglieri in maniera favorevole.